Che si dica che la sanità del Veneto non è eccellente, questo no, questo non lo posso accettare. Non ci sta il governatore Zaia a veder puntare il dito contro la sanità veneta, a sentir parlare di una regione che investe poco sulla politica sanitaria. Questioni queste che stanno alla base delle motivazioni che hanno spinto i medici di famiglia ad indire 29 giorni di sciopero distribuiti nei prossimi mesi. Dopo le giornate del 20, 26 e 27 settembre, il prossimo stop è previsto il 10 e 12 ottobre. Mobilitazione che assumerà forme diverse, inizialmente con il blocco delle ricette elettroniche fino alla chiusura degli ambulatori, pur garantendo i servizi indispensabili di assistenza primaria. Zaia ribadisce la disponibilità a riaprire la discussione, nonostante ammette vi possano essere diversità di veduta per trovare una soluzione. I medici di base sono un elemento fondamentale dell'offerta sanitaria del Veneto, fondamentale e irrinunciabile. E noi non chiudiamo mai la porta in faccia a nessuno. C'è un momento di tensione e verrà affrontato tecnicamente, io spero, fino in fondo.